Questa settimana siamo a Frassinelle, piccolo paese nell'Alto Polesine, 1317 abitanti, quindi un paese molto piccolo, tra l'altro diviso in due: c'è la frazione Chiesa e diciamo il centro storico dove siamo appunto noi davanti al municipio. È il paese con uno dei sindaci più giovani d'Italia, con uno dei parroci più vecchi d'Italia, tra l'altro un parroco importante perché è anche un personaggio televisivo, ha fatto dei programmi con Mike Bongiorno e quindi l'andremo a scoprire. Ma soprattutto capiamo le caratteristiche di questi paesi così piccoli, dove purtroppo non c'è una posta, non c'è una banca, c'è veramente difficoltà per trovare le cose semplici che in altri paesi ci sono. Ciò nonostante, il sindaco è un grandissimo ottimista. Andiamo. Gli abitanti di Frassinelle sono solidali, nel senso che noi abbiamo un folto e attivo mondo delle associazioni e dell'associazionismo. Molta parte della popolazione è attiva nel quello che è il mondo del volontariato, nelle associazioni sportive, il calcio, il rugby, il tennis, e alle associazioni che riguardano il mondo della parrocchia, l'asilo parrocchiale appunto, o il gruppo di solidarietà parrocchiale, alle più classiche Proloco, Auser o Avis. Per cui, come sindaco, devo dire la verità, ho una popolazione molto attiva, una popolazione che tiene molto al proprio territorio, alla propria identità e al proprio paese. Di questo sono molto grato a loro. Ecco, lei, abbiamo premesso che è uno dei sindaci più giovani d'Italia. C'è questa diaspora dei giovani, la famosa fuga di cervelli. E perché è rimasto qua? Io amo Frassinelle, questo penso sia il dato più emblematico, nel senso che non ho mai pensato, non ho mai sognato un futuro distante da Frassinelle, una carriera professionale distante da Frassinelle, se non in piccola parte, ecco, per ovvie ragioni logistiche, però la mia famiglia è di Frassinelle, io sono orgogliosamente di Frassinelle e ho intenzione di restare qui per tutto quello che è il mio mandato, per carità, ma anche la mia vita da cittadino. A Frassinelle si sta bene, faccio vedere voi tre che siete l'esempio di chi sta bene. Ma è un paesino di 1300 abitanti. Cosa ne pensa di Frassinelle? Oddio, un paese che offre abbiamo il bar chiuso anche. Infatti ero venuto qua per il bar, che ci hanno detto il bar dei giovani, o sbaglio? Sì, dalle 2 di notte in poi. Vuol dire che c'è un po' di fermento, dai. È la vita loca. Qui siamo a Chiesa. C'è rivalità tra Chiesa e Frassinelle? Come Bergamo Alta e Bergamo Bassa. E chi è alta e chi è bassa? I migliori è qui bassi. E quindi siete voi? Sì. Frassinelle appunto è un paese che logisticamente è vicino a molti punti di interesse, perché comunque siamo a 6 minuti dall'autostrada, a 3-4 minuti dalla Trespolesana, per cui a 20 minuti da Ferrara, un quarto d'ora da Rovigo. E negli anni è vero, non ha avuto una grandissima crescita, come posso dire, artigianale, commerciale, industriale, però le attività che sono nel paese prosperano, per quanto riguarda l'aumento della cittadinanza o comunque la disponibilità di case in affitto sono sempre meno, in realtà al momento non ce ne sono quasi, e questa è una cosa positiva per noi, perché vuol dire che il paese sta iniziando a sentire la curva lunga dello sviluppo dei grandi insediamenti industriali, che possono essere sempre quello di Amazon tra San Bellino e Castel Guglielmo, ma anche questo dimostra che l'investimento recentemente ultimato della nostra preziosa casa di riposo da CSA Bellini, è inaugurata circa 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, sta portando dei frutti per il tessuto socio-economico del paese, e questo ci rende molto orgogliosi di ospitare una struttura del genere, ma anche di vedere che Frassinelle pian pianino, un passo dopo l'altro, sta riprendendo a crescere. Frassinelle credo che sia cambiata un po' come i paesi limitrofi, non molto in modo diverso, ma ha mantenuto sia l'aspetto che l'entità di un paese di campagna, anche se l'agricoltura non è sicuramente l'attività maggiore, ma l'ambiente non inquinato, almeno non inquinato come altri ambienti dove per le strade, autostrade e compagnia bella e fabbriche magari io penso che sia un ambiente pulito. Un paesino di 1300 abitanti, è vivo o un pochino? Ci vorrebbe una grande ruspa da fare una spianata. È di qua lei? Perché? Purtroppo sì.
No, io sono... Sono importato. Io, Di dove era lei? Canaro. Beh, Canaro è sempre nostro, eh? Un po' quel signore lì se la tira però, Madonna. Sì, lo conosco, quindi non c'è problema. Ah sì? Intanto Frassinello è molto esteso come paese, come comune, è uno dei comuni più estesi come territorio. Poi ultimamente c'è una casa di riposo con 200 persone dentro, 120 ospiti più il personale, che forse è ancora di più, e in totale di 200. Tanto che io uso dire che sono arrivato che mi hanno assegnato questa parrocchia, poi me ne è aggiunta quell'altra di chiesa e ultimamente c'è la parrocchia della casa di riposo, il Bellini, la residenza Bellini. Io credo che il fatto che civilmente, economicamente possano i comuni consorziarsi va benissimo, ma l'entità di un paese è fatta di altro, è fatta di rapporti personali, di gruppi che lavorano, si muovono. Credo che l'armonia anche fra le varie realtà del paese si possa notare, si possa anche apprezzare e sono in grado anche di vedere che da quando sono arrivato ad oggi, da questo punto di vista, la situazione è migliorata. Anche gli abitanti hanno continuato a rimanere in gran parte e sono anche cambiate le famiglie, ci sono anche persone che vengono da altra cultura, da altri ambienti, sia italiani che non italiani. La sua città soffre, come tutte le città piccole, negozi chiusi, purtroppo pochissime attività e una popolazione che invecchia sempre di più. Su questo voi come vi state comportando? Cosa state facendo? Allora, Frassinelle negli ultimi 10-15 anni ha avuto diverse, come posso dire, chiusure che sono pesate sulla cittadinanza, a partire dal 2010-2011 con la chiusura delle scuole elementari. Successivamente hanno iniziato a chiudere alcune delle piccole botteghe, recentemente è chiuso uno dei supermercati del nostro territorio comunale, siamo senza medico di base da circa un anno, e poi la banca ha chiuso diversi anni fa ancora, per cui come posso dire, i colpi subiti sono tanti. Nonostante questo però noi e anche i cittadini non perdiamo l'animo, non perdiamo la voglia di rivalsa, diciamo. Come comune siamo sicuramente concentrati su due grandi fronti, quello di preservare la popolazione anziana, quindi del sociale e della sanità. Noi abbiamo appena portato in giunta una delibera importante che offrirà ad ogni cittadino di Frassinelle il servizio infermieristico domiciliare gratuito per tutti gli over 65 residenti a Frassinelle, quindi questo pensiamo sia un modo per sopperire un po' la mancanza del medico di base e andare ad alleviare quelle che sono appunto le problematiche legate alla fascia anziana della popolazione. Da poco abbiamo investito nell'acquisto di un nuovo pulmino Ausa che è in consegna da qui a qualche mese, abbiamo rafforzato le collaborazioni con associazioni come Avis e Auser appunto. Dall'altra parte invece siamo molto concentrati nel creare politiche attive che possono attrarre nuove famiglie, nuovi insediamenti appunto di persone che vogliono creare una vita qui a Frassinelle, che siano giovani o gli stessi anziani di cui parlavamo prima. Per noi è importante diventare un punto attrattivo. Lei è un nome conosciuto, è stato un personaggio televisivo, ha partecipato a Flash di Mike Bongiorno. Tra l'altro ha vinto un bel po' di soldini, ci parlava di 3 kg d'oro. Cosa ha fatto con questi soldini? Il motivo che è stato anche reso pubblico in diretta alla RAI con Mike Bongiorno, il motivo era per sistemare la chiesa, questa di Santa Maria Assunta, che non era nemmeno finita. Abbiamo dovuto cambiare i tetti della canonica, della sala, della chiesa stessa, le vetrate, abbiamo costruito anche l'altare, l'ambone, la sede. La chiesa era ancora da consacrare, l'abbiamo consacrata nel 2008, quindi c'erano i banchi, c'era tutto, ma questo per quanto riguarda gli edifici, ma anche per quanto riguarda il terreno circostante della parrocchia, sono 6.000 metri, i campi sportivi, campo da calcio, campo da pallacanestro, campo da calcetto, il parco giochi e naturalmente anche
qualcosa è stato speso anche per le attività, ci mancherebbe. Noi abbiamo 1300 abitanti, una densità abitativa di neanche 60 abitanti per chilometro quadrato, quindi molto molto bassa. Frassinello, come dicevi tu, appunto arriva da 2 fusioni fallite, la prima città nuova polesana ancora una decina d'anni fa e l'ultima più recente di 7-8 anni fa con Polesella, appunto. E io penso che i cittadini di Frassinelli siano orgogliosi della propria identità, del proprio territorio e di sentirsi parte di Frassinelli. Per quanto riguarda il futuro, sappiamo che noi piccole realtà andiamo avanti in un periodo dove, come si suol dire, bisogna tirare un po' la cinghia, però penso che più che unione di comuni sia giusto proseguire con delle unioni di servizi. Quindi noi piccoli, mettendoci in rete, condividendo il dottore, condividendo, può essere un domani l'anagrafe, i servizi di base, diciamo, possiamo creare una rete che va a sostenere le necessità della popolazione giovane, di media età e anche anziana. Avete anche voi, primo, il problema di una svendita degli immobili? Allora, sicuramente il prezzo a metro quadro è molto più basso che in centro Rovigo, nella nostra zona, che è una zona rurale, e quindi scotta, come posso dire, tutti i lati negativi di questo tipo di zone, quindi un prezzo metro quadro molto basso, case che spesso sono in zone rurali, sono in zone isolate o comunque che hanno necessità di manutenzione. Ora, andare dal privato e dire guarda devi investire perché devi vendere casa, sappiamo che il periodo economico non è dei più favorevoli e ognuno comunque la proprietà privata è sacra e santa, si potrebbe dire, e quindi non spetta forse a noi amministrazioni comunali dire questo ai titolari di case vuote. Sicuramente noi però possiamo avere l'azione di mettere in contatto chi vuole vendere, chi vuole acquistare, chi vuole affittare, chi vuole insediarsi nel territorio, in questo caso di Frassinelli. Per quanto riguarda invece problemi legati a fasce di basso ceto economico che acquistano case, noi fortunatamente al momento non ne abbiamo e penso che comunque non sia questo il futuro di Frassinelli, ecco. Appunto perché dicevo prima abbiamo una popolazione molto coesa e penso che questo sia percepito anche noi a Frassinelli e, come dicevo qualche battuta fa, stiamo vivendo quell'onda lunga di Amazon o altri insediamenti industriali importanti, stiamo vivendo l'entrata in massima funzione della nostra casa di riposo e questo comunque ha portato a quasi un esaurimento delle abitazioni disponibili sul territorio, se non qualche ultimo appartamento in affitto che mi auguro presto che venga occupato. Al prossimo parroco che arriverà dopo di lei, quando lei deciderà di fare un passo indietro, che testimone lascia? Ma intanto c'è da sperare che arrivi un altro parroco dopo di me, io lo spero con tutto il cuore perché le strutture ci sono, questa canonica è ampiamente abitabile, in ordine, e le strutture stiamo rinnovando addirittura in questi giorni il parco giochi con una spesa anche interessante e col contributo anche un po' pubblico e molto più privato. Lasciamo una comunità intanto armonicamente orientata, cioè le 2 parrocchie che io ho trovato nel 1970, 2 parrocchie erano divise, oggi sono molto unite, sono molto fuse e quello che i comuni stanno facendo con fatica di mettersi insieme noi l'abbiamo fatto 20 anni fa in maniera abbastanza indolore. Beh, noi polesani e il Polesine in particolare nei prossimi 10-15 anni penso convintamente che saremo il nuovo West, possiamo dire. Guardandoci un po' attorno nel nostro scenario regionale, il Veneto è già, come possiamo dire, sia urbanisticamente che a livello di tessuto sociale saturo nelle altre province e questo privilegia molto la nostra provincia, il nostro capoluogo Rovigo e il nostro territorio vasto e esteso che si predispone a facili insediamenti industriali, produttivi, commerciali. Nei prossimi 10 anni sono convinto e sono sicuro che vedremo un aumento della ricchezza per i polesani e per il Polesine e questo per noi piccole amministrazioni sarà sicuramente un momento di vitale importanza amministrativa in quanto dobbiamo essere concentrati nel collaborare con imprese e con industrie che vorranno venire nel nostro territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche essere al fianco dei cittadini per tutelare i loro interessi. Puntata finita, settimana prossima ritorniamo in Medio Polesine. Da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao.